del sindaco. Ma intanto vi prego di gradire i miei più affettuosi saluti e quelli dell'amministrazione comunale che rappresento. Io lascerò ad altri di trattare gli argomenti che sono oggetto di questo convegno. Voglio cogliere questa occasione soltanto per dire alcune cose che mi sembrano importanti e che seppur indirettamente si ricollegano allo spirito di questa manifestazione. I cittadini di Borre, chi mi conosce sa che io non sono un uomo di cultura, il mio livello culturale è abbastanza modesto, però voglio che sappiano anche che la cultura è al centro e sarà al centro di tutta la nostra azione amministrativa. Noi siamo convinti come amministrazione comunale che non ci può essere progresso e non ci può essere sviluppo senza una crescita culturale del Paese. Pensiamo a una cultura che sia capace di penetrare nel territorio, che sia capace di raggiungere tutti gli strati sociali, che sappia individuare una qualità della vita migliore, che sappia individuare ed esaltare quelli che sono i veri valori della vita. Questo è il nostro impegno. So che non è facile, però quella è la strada che vogliamo perseguire. Parlando di valori, a me piace ricordare i miei genitori, ma vale per i genitori di tanti di noi, cioè persone che in un periodo storico molto difficile, mi riferisco all'immediato dopoguerra, in situazioni economiche molto precarie veramente, con un livello culturale molto basso, molti erano analfabeti, chi sapeva leggere e scrivere era già una persona colta. Ebbene, nonostante tutto, nonostante questo, loro non hanno esitato un attimo a fare enormi sacrifici, a spaccarsi la schiena pur di dare un'istruzione ai propri figli. E questo perché? Perché avevano capito che il bene più grande, il patrimonio più prezioso che potevano lasciare in eredità ai figli era la cultura. Ecco, questo per me è un messaggio forte, perché cioè la cultura come valore, come patrimonio, come bene essenziale. Ecco, dico che chi ha avuto la fortuna di avere simili genitori oggi ha il dovere morale di mettere questo patrimonio al servizio della collettività. Io come sindaco mi aspetto tanto dai cittadini di Borre, perché so che possono dare tanto, però voglio che sappiano anche che l'amministrazione comunale è disposta a dare tanto, è disposta a mettere in moto tutti quei meccanismi, tutti quegli strumenti che servono a valorizzare proprio tutte le potenzialità che Borre può esprimere, e sono tante. Agli amici dell'associazione Nino Carlos voglio dire intanto grazie per quello che stanno facendo e per quello che hanno in programma di fare. Le loro iniziative sicuramente qualificano Borre, fanno onore al nostro paese. Io come sindaco non posso che esserne orgoglioso. Voglio dire loro che troveranno sempre nell'amministrazione comunale un interlocutore attento e disponibile, e questo lo voglio dire non solo all'associazione Nino Carlos, lo voglio dire a tutte le associazioni presenti a Borre e a tutti quei cittadini che vogliono proporci delle iniziative che vadano in questa direzione. Prima di finire, consentitemi solo un cenno sul fatto che sta capitando nel nostro territorio e che è molto grave. Già noi in questi piccoli paesi siamo molte volte privati di diritti fondamentali, ci vengono negati molte volte i servizi più essenziali, veniamo trattati come cittadini di serie B, uguali agli altri soltanto quando si parla di doveri e meno uguali quando si parla di diritti. Avete saputo tutti ultimamente del tentativo di smantellare a Macomero l'Istituto Geometri. Questo è un fatto grave. Vogliono privare un intero territorio del diritto allo studio, e questo in nome di un perverso, secondo me, deleterio calcolo economico. Noi ci dobbiamo ribellare a questo tentativo. Io sono convinto che Nino Carlos si sarebbe ribellato con tutte le sue forze a questo tentativo. Facciamolo anche noi, facciamolo anche in nome di Dio, perché non possiamo occuparci di cultura e restare indifferenti o ignorare che questi fatti succedano. Come chiaramente non possiamo ignorare il dramma di 150 lavoratori che oggi a Tossi lo stanno combattendo per conservare il loro posto di lavoro.